Siamo a Cagliari, siamo nel suo studio, nella sua casa, nel suo luogo di vita. Sono estremamente felice di incontrarla dopo quasi 45 anni perché lei è stata mia professoressa al liceo artistico, però lei è una grande artista e la ragione per la quale sono qui oggi è proprio per sentirla. Vorrei che ci raccontassi un po'. i- Ecco, art. Ma io vorrei sentire, cioè, prima di tutto tu hai una, come si chiama, attività pedagogica Non l'ho importante? più, non l'ho Non l'hai più, più, no, ma l'hai avuto per molto l'ho tempo. avuta sino all'83, poi sono andata via perché la scuola mi sembrava un luogo orrendo. Non riuscivo più ad avere, non gli allievi erano eccezionali, bravissimi, non riuscivo ad avere rapporti con i miei colleghi, col direttore e ho deciso improvvisamente di andare via. È stata, diciamo, anche come una cosa presagita perché subito dopo sono capitate delle cose abbastanza gravi, per cui la mia presenza era necessaria, non avrei potuto andare a scuola e dividermi tra scuola e ospedale. Per cui l'attività di insegnante l'ho interrotta pur avendone un bel ricordo e soprattutto desiderandola ancora perché è la mente giovane che ti mette a contatto con una realtà che tu non vivi più perché l'hai superata, non capita sino in fondo, ma l'hai superata per via dell'età. E allora i nuovi impulsi sono importanti e tu riesci a rubarli proprio da chi ti si presenta con ingenuità, con predisposizione, pronto ad assorbire quello che tu dici, e invece sei tu che prendi da loro, dalla loro capacità, dalla loro intelligenza, dalla loro esperienza e cresci in funzione di questo. Per cui piano piano il tempo è mutato, le lezioni sono terminate, prima le davo a Cagliari, a casa, erano come lezioni singole nonostante fossero cumulative, però ogni singola persona che veniva trattata per quello che riusciva a dare, cioè il mio sforzo era di capirla e tirare fuori dalla sua vita l'esperienza che le poteva essere utile per poter lavorare. Però vorrei anche che tu ci parlassi della tua produzione e io posso dire per quello che ho visto, perché oggi naturalmente con internet si possono vedere anche quando si è lontani, quando non si è presenti. Ho visto delle immagini di alcune delle tue mostre È recenti vero. e quello che posso dire è che trovo che c'è come si chiama, grandissima continuità in quello che tu fai. E Aldo Rossi diceva che i mediocri sono quelli che ricominciano tutto da capo, mentre invece gli altri, cioè quelli che non sono mediocri, come te, continuano perché sono già nella giusta scelta. E io trovo che hai questo insistere, che penso che sia anche la caratteristica fondamentale dell'arte, di essere capaci di Di perseguire la molla che esatto, ti esatto, ha sì, sì, iniziato. cioè quindi Certo. di battere sullo stesso chiodo senza aver paura perché appunto è quello buono, cioè, Mi auguro, mi pare di sì, nonostante abbia differenziato il mio lavoro come materia, come spazialità, anche come collocazione. Mi sono interessata anche di
opere pubbliche, quindi opere che avevano un contatto con uno spazio esterno più grande di loro. Però questo è stato uno stimolo per me e dicevo che pur utilizzando materiali diversi, la strada mi sono resa conto prima, certo, ma in particolare dopo, che tutto aveva una continuità, che il fatto che io abbia fatto delle piccole righe, dei tratti di ritmi tracciati sino all'assorbimento sulla tela del colore da parte di un pennello, oppure che abbia usato i guanti per avere spazio diverso, diversificato, nello stesso tempo cercavo in essi la stessa tensione e lo stesso ritmo che avevo negli altri dipinti. Non so se hai presente i lavori con i guanti o i lavori con le pagliette. Sì. No, sono anch'essi lavori, o questo che ho qua, con le bottiglie, anche se hanno un rigore nella ricerca che è determinata proprio dalla motivazione che mi ha spinto a produrre quell'oggetto. C'è anche un'altra cosa che mi ha sempre, come potrei dire, insomma, che ho notato nel tuo lavoro, è la presenza di una tinta, che direi che c'è quasi sempre nei tuoi quadri. Ma io lavoro soprattutto a in due tempi, cioè uno è il contrario dell'altro. Quindi se lavoro sull'arancio, il successivo sarà il blu, perché la complementarità crea un legame e quindi una indissolubilità tra i due elementi che non possono vivere che uno accanto all'altro. Poi il colore che ho prediletto non ce n'è, ho lavorato con l'assenza della luce, e cioè ho ucciso la luce con la sovrapposizione cromatica, ho lavorato con l'intensità cromatica invece con la densità di un colore che doveva essere esplosivo al massimo e quindi perché ciò avvenisse dovevo conoscere i segreti del suo contrario. Non bastava la facciata, ma dovevi scovare ciò che lo sottendeva. E quindi ho sempre lavorato in questi termini. In più, durante il mio soggiorno in Francia, ho scoperto che la regina Marie Antoinette aveva inventato un colore che lei aveva anche nominato il colore puce. Puce. Fucsia. No, puce, come la pulce. Ah, Colore puce. pulce, colore pulce. E questo colore è un rosa che però tende verso il violetto, quindi c'è una specie di rosa pallido che però va verso il viola, cioè è un po' difficile da spiegare e mi è sembrato di ritrovare questa tinta molto spesso Perché sono i nei... melange Sì, che producono questo colore. e trovo che questo colore è appunto un colore estremamente interessante perché direi quasi che è molto difficile di trovarlo in Però è natura. anche un colore che sopporta tutto. Sì, perché penso che appunto che tu lo puoi diluire, per esempio, no? A diversi gradi e rimane sempre Certo, con la certo. stessa forza. Mi fa pensare anche che c'è un momento
della, come si chiama, giornata, quando il sole scompare. Sì, è improvviso. Ecco, È caldo. prima dell'ora blu c'è Sì, sì, sì. quest'ora, c'è questo violetto stemperato Sì, 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 che, sì, incerto. sì, insomma, che conserva ancora forse qualche ricordo dell'arancio, ma che non lo è più, Non lo è cioè, più. No. e che tende verso il viola, e che però non è che dura molto, cioè, certe volte è quasi un attimo, insomma, no? Cioè, e appunto questo fatto di ritrovarlo spesso nelle tue tele, è come se le tue tele fossero destinate tutte al crepuscolo, cioè di questo momento un po'. Infatti non hanno bisogno di essere molto illuminate i miei lavori, non hanno bisogno di molta luce. È una luce che viene dal di dentro del quadro stesso e probabilmente è questa, la vedi anche lì. E mi fa pensare ad un libro, insomma, che leggevo quando ero ragazzo, che penso che tu, insomma, che tu conosci, sono Le avventure di Gian Burrasca. Sì. E Gian Burrasca dice, questa è l'ora che volge al desio e i naviganti Tenisce intenerisce il cuore. il cuore. E perché sempre il cuore e non il fegato, la pizza, capito? È vero, perché così come non possiamo vivere senza cuore, certamente non possiamo vivere neanche senza fegato. Non penso. No, penso, cioè, in questa frase di Gian Burrasca, quello che voglio dire io è che c'è da una parte il riconoscimento effettivamente di un momento particolare della giornata nella quale una certa melancolia arriva, no? Cioè ti senti un po', ti chiedi ma cosa sto facendo, chi è che mi sta aspettando, e nello stesso tempo Gian Burrasca cerca di scongiurare Quel momento, con questa frase, sai, un certo. po' così a portapièce, capito? E mi chiedo se appunto anche tu con questa ripetizione, Martellamento. questo martellamento, non cerchi appunto di eliminare, o almeno di renderci, di assuefarci a questa malinconia in modo che diventi meno insomma, pesante, Ah, forse perché anche io meno sono triste. malinconica. Però il ripetersi di quello, non so neanche io perché ci vado verso questa strada che tu dici melanconica. Però probabilmente perché ritengo che attraverso questa imprecisione, questa balance tra un tono e l'altro, tu hai un massimo di libertà nel ritrovare altre forme, altri te stessi, altre cose. È proprio in questa indecisione che puoi trovare l'appiglio a qualcosa di più che cercavi. Probabilmente non lo sapevi, ma lo cercavi. Allora, io ho anche visto che tu hai dunque esposto in diverse occasioni, e insomma numerose anche perché naturalmente. Molto, perché sono vecchia. No, non è che sei vecchia, hai una lunga pratica artistica, questa E è la anche. verità. E naturalmente spero che non sia ancora finita. Quindi, No, la prossima mostra esatto, vorrei sarà a sapere Calasetta. quali sono le tue prossime. La prossima certa sarà a Calasetta. A Calasetta.
al E Museo quando? di Ermanno Lenardi. A che data? Nel mese estivi inizierà a giugno, penso, e durerà 3-4 mesi. Ho capito. È già venuto il direttore, la vice direttrice a casa per parlarmi di come pensano di impostare la mostra, conoscevano già i lavori e là si farà in modo che attraverso il mio lavoro comunque si ricordi anche la- l'im- quello di Ermanno Lenardi, ecco, non devono essere cose staccate, cioè lui batteva molto sull'astratto e quindi non puoi scantonare da questo aspetto. E E, quindi quella sarà la mia prossima mostra. e come mai insomma, Calasetta è un caso? Oppure... Perché il direttore è di Torino e conosce il mio lavoro che ha visto nella galleria di Salzano a Torino e quando è venuto a Calasetta ha accettato di diventare direttore del museo fatto da Ermanno Lenardi. Ha pensato a me perché mi conosceva, ero a Cagliari vicino a Calasetta e quindi Ho capito. è venuta fuori per questa Perché tu ragione. sei... tu sei d'origine torinese? No, ho fatto 2 mostre a Torino Ah, e diciamo una delle ultime mostre degli ultimi 10 anni e lui le ha viste e quando è venuto in Sardegna si è ricordato di me che aveva conosciuto a Torino e della quale voleva fare una mostra bravo. a, a Calasetta, sì. Mi fa piacere, anche se non mi piace il caldo dell'estate. Perché? Non sopporto il caldo, mi piace la temperatura mite. Il caldo non lo sopporto più, mi fa male, proprio mi dà fastidio. Non mi fa pensare, penso ai messicani col sombrero. Ma infatti dormono tutta la Appunto, giornata. io non riesco Ma ad essere felice se il mio cervello resta muto, resta fermo. Non riesco a trovare una ragione per vivere la giornata, non mi basta leggere, non mi basta non muovermi, non voglio usare l'aria condizionata, a parte che costa troppo, anche per proprio un aspetto così poi non è ecologico. molto sana l'aria Sì, condizionata. vabbè, però quando ti capita di entrare dopo una giornata calda in un posto fresco, dici che bello, però è un mio rifiuto generale che ho dato alla cosa per 2 ragioni differenti e quindi non posso lavorare perché lavorare significa impegnare la testa oltre che il corpo. Allora smetto di lavorare, mi rinchiudo in me stessa e penso quando posso, perché anche il pensiero non è una cosa facile col caldo. Non so perché, ma avevo l'idea che tu abitassi in Castello, in Perché ho qualche... avuto uno studio in Castello. Ah, ecco, quindi non ho Non sognato. è peregrina la cosa, ma Non, proprio non vicino ho al liceo sognato. artistico di via San Sì, Giuseppe di io San Giuseppe. avevo questo studio bellissimo all'ultimo ultimo piano, faticoso arrivarci perché anche i gradini erano Usati di dal altezza tempo. diversa e quindi abbastanza difficile, però era molto bello, la luce, lo spazio, poi con 3 terrazzini, era proprio una cosa bella. Poi sono venuta a stare qua perché i miei genitori hanno deciso di darmi una parte della casa, metà l'hanno data a mio fratello e metà l'hanno data a me. E su quella metà ho costruito quella che è poi diventata la mia casa, il mio studio
e della mia famiglia, insomma, Dove siamo oggi? dove siamo oggi. Il mio studio è all'ultimo piano. Comunque, come ho detto prima, quando sono entrato qui, mi sono sentito subito in una casa di un artista, perché prima di tutto si sente subito che ogni cosa, ogni oggetto ha il suo senso, la sua storia, la sua... È perché hai sensibilità tu. Di anche questo. No, Sì. no, sì, cioè rispetto a tanti interni che ho visto in questi giorni in cui sono a Cagliari, cioè c'è più una, come si può, una insomma, presenza direi quasi storica degli oggetti che di moda, capito? Cioè perché molti interni che ho visto sono più moda, cioè sembrano quasi che hanno riprodotto la pagina di Di un Vogue. giornale, capito? Sì. Cioè in voga, capito? Quindi Certo. c'è tutto quello, the must of, capito? Sì, Invece qui no, si sente subito che c'è una grandissima pregnance, cioè... Beh, l'ho voluta fortemente. Sì? La collocazione delle opere varia o è variata in funzione dello spazio che avevo o dell'opera che avevo da mettere, però in generale ho poche variazioni, mentre prima spostavo tutto per trovare uno spazio diverso, ora lo spazio mi sta bene e lo accetto così com'è e lo colmo, lo differenzio soltanto con i miei quadri. Dai, finita. Com'è che possiamo concludere questa piccola conversazione allora? La concludiamo con un saluto. Prima di tutto cerchiamo di venire a Calasetta quest'estate. Ah, certo, bello, sarebbe bello, te lo farò sapere. E quando poi dove sarà. che si possono vedere ancora le tue opere? Beh, al museo di Cagliari ce ne sono due. A casa mia si vedono le mie opere. Allora, se qualcuno vuole vedere le tue opere, ti può venire Mi può a venire vedere? a trovare a casa mia. Basta che ti telefoni prima, oppure ti mandi un mail. No, telefoni prima o mandi una mail, va bene. Metterò il tuo mail su Va questo bene, e ti ringrazio. va bene. Anch'io ringrazio te molto, il piacere che mi hai dato. Grazie. Arrivederci. Ciao. Buonasera Rosanna Rossi. Allora questa bellissima mostra. Questo sono molto contenta. Era un po' di tempo che non vedevamo le sue opere, vero? Beh sì, era un po' di tempo. Queste sono molto diverse, trovo. C'è una specie di
di serenità. Dimensione. No, come trovo che c'è una grandissima serenità